Buonasera a tutti, è una grande emozione essere qui e vedervi così tanti. Ringrazio Morosini e il gruppo di Indipendenza Veneta che mi ha coinvolto in questo percorso. Aggiungo qualcosa sull'ultimo argomento che ha parlato l'ultimo intervenuto, perché da quest'anno con la nuova legge di stabilità non sarà più a zero il trasferimento, ci porteranno via i soldi dell'IMU e della Tasi, di quelle che servono adesso per far funzionare il comune, per cui diventeremo doppiamente tassati. Ed è su questa questione che i sindaci della provincia di Treviso, e mi auguro che vadano in porto, faranno tramite la Regione Veneto un ricorso alla Corte Costituzionale, perché non c'è più niente di illegittimo di questo Stato e di questo mancato rispetto delle regole. Sia chiaro coloro che contestano la nostra voglia di indipendenza. Col fischio è uno Stato che è ingiusto dalle radici fino alla cima e non si può più stare in questo contesto. Ma per non stare in questo contesto dobbiamo fare una cosa. Io ho un motto nella mia amministrazione: fatti, no ciacque, perché le ciacque credo che ne abbiamo restate le prime sono dobbiamo parlare federalismo, autonomia, riduzione delle tasse, riduzione del costo del lavoro. Il risultato è il contrario, la tassazione è ai livelli che tutti conosciamo. Nella sanità vedete come siamo ridotti. Io faccio il medico, io devo stare attento di consumare le medicine, devo spendere meno, non devo curare il paziente. Mi pare che sia uno Stato che ha un senso? Credo proprio di no. Allora, per passare dai fatti ai fatti e non restare alle ciacque, abbiamo questo strumento, perché dobbiamo mantenerci anche all'interno di un percorso che ha una coerenza e una legalità e che ha un diritto, che è quello di avere questo referendum. I costi che sono stati indicati sono costi per non farlo, però noi sindaci, ed è la questione che pongo all'essere con gli altri amministratori, con alcuni abbiamo già condiviso, possiamo fare una cosa molto importante. Oltre a costituire l'associazione delle municipalità per l'indipendenza, per questo percorso, possiamo cominciare a dare un aiuto concreto. C'è una delibera che possiamo assumere, io ho già deciso con la mia giunta che la farò passare, noi faremo la comunicazione. Comunicheremo alla Regione che noi mettiamo a disposizione gli spazi, il personale e le risorse che servono per fare il referendum. È un nostro contributo volontario a un'associazione libera che esprime la volontà dei cittadini, e non abbiamo paura di affrontare le difficoltà che ci saranno, perché se non abbiamo un percorso concreto e non usciamo dalle nostre case, io l'ho già detto in una riunione che abbiamo fatto a Santa Lucia, non possiamo rimanere a lamentarci al bar o tra di noi, dobbiamo coinvolgere più gente. Mi rivolgo a voi che siete qui e quindi già siete convinti di questo. Dobbiamo far capire ai cittadini che dobbiamo uscire, dobbiamo diventare numerosi, dobbiamo condividere. Io tutti i giorni ho della gente che mi dice: ma ce la facciamo con l'indipendenza? Io gli dico: ce la facciamo se anche tu partecipi, perché non può essere solo qualcuno. L'invito è agli amministratori, io mi posso fare coordinatore iniziale senza nessuna pretesa di fare niente, c'è sempre da lavorare per fare queste cose, però invito anche i cittadini nelle proprie municipalità a spingere verso i propri amministratori ad avere coraggio, quel coraggio che è nella nostra storia, nelle nostre radici, che dobbiamo riscoprire. Ce la faremo. Viva San Marco, viva Veneto Libero!